Buonasera a tutti, visiti voi, tengo le oie di 19 domenica del suo mese del Friuli. Bene, bene a Zapato e quindi cominciamo diretto ritennova già le oie. Andiamo a questa videata normale, un attimetto che cambiamo, ecco qua, un attimo, cambiamo le occhie e incominciamo diretto da una cratera sei da oia saida si presenta a voi che in questa nuvese è messo insomma che sono concussane però non de su tutto lo che deve caricante delle VIT non si deve poi sono meta trasparente insomma ecco lasciano colare la luce del suo sole ecco caricate la fotografia cioè si deve un pacchetto così in tre o che lo è un orizzonte pure aperto e dimmi se non era su Staravallo. Allora, il Staravallo di oggi non era che questa nughetta presente, se chi restano a pacco per banco tutto la die, se chi spari in trasa su chi è già una delle ortaidie e poi però vi restano belle che potete toccare a die. Devo commente sannamento e sa temperatura, già oggi è 39 gradi, in Bizzi è 26 gradi sa minima, a casa l'Unisi 39 gradi sa massima e 27 sa minima. Ma andiamo a vedere come si presenta sa lì a casa, ecco si presentate voi, sole aperto tutto da die e quindi insomma questa nughetta che io siamo vedendo casa non bisogna. Bene, andiamo a questo evento che è stato ieri in Romanzeso, mi devo insomma un po' che scusare che non hai dato lo scomplimento da solduro relatore se chi ha dato ieri chi veramente bravo insomma Giovanna Fondoni e Matteo Pischeda che è il bizzicheso e Matteo Pischeda Porda insomma a Giovanni Pischeda chi sono ricercatori dell'Università del Sassari e chi hanno fatto una conferenza e sviluppo dei santuari neuralgici della Sardegna centro-orientale veramente di spanto. Mi raccomando, chi non ha partecipato, se l'ascoltate in Visti TV che è veramente una cosa veneata, ben studiata, ben presentata, ma una capacità di presentazione di questo argomento veramente spantosa. Bravo, bravo, bravo. No, poi c'è chissà Uria, poi così tutto sul bagaglio, chi ha portato la macchina le presa e il cellulare, il cavalletto e così via, mi è il fughito di dare lo scomplimento, ma fa provvedere mi ha cantato il numero di telefono e gli telefono direttamente, quindi che sta sente, se sta ascoltando, ecco un'altra fotografia e poi Saldua, la Emina che appunto Matteo Pischeda metta bravo, bravo, bravo. A Popoltero Romanzeso, in Romanzeso questo è l'ultimo evento organizzato, ma la cooperativa Istelai ha un altro evento Giuda che 9 dei capitani, giornata dello yoga a cura del gruppo yoga nuragico 19 settembre. Questo non rischia non veste, comunque in qualche maniera, insomma, poi la a vedere in occasione si vede a destra sull'anfiteatro del Romanzese, una vasca del Romanzese allagata di Abba, bene questo l'hanno spiegato i due archeologi due studioso di archeologia a Zuzzeriata e quindi questa vasca è diverso o impreso diverso uso. Bene, andiamo, entriamo sul giornale. Morti e fiamme inferno sulla 125 che battapito un incidente frontale davanti alla galleria di Solana, 2 vittime e 12 feriti
collina a fuoco, la macchina si sono incendiata e hanno incendiato pure, all'utto pure, insomma, tutto quello che abita intorno, si scosta sta strempa, sabato il sangue sulle strade, sulla 125, all'altezza della Galleria di Solana, scontro frontale tra un van e un'utilitaria, con una terza auto coinvolta, 2 morti, 12 feriti, le fiamme che avvolgono la collina, arriva anche un cane, delle scene drammatiche per i soccorritori, traffico paralizzato per ore. A Mandas un ciclista di Senorbì travolto e ucciso da un'auto. Sardegna brucia ancora, la Sardegna sempre nella morsa del caldo estremo, continua a pagare un prezzo altissimo sul fronte degli incendi, bilancio drammatico tra Noragogume e Otana, 1000 ettari di fumo, danni pesanti per allevatori e agricoltori. Il principe Francescoli, Cagliari è sempre casa. L'intervista, Riva Ranieri, Iorru, la città. Non è cambiato per niente, entra Francescoli, umile come quando infiammava gli stadi, era fra i più bravi, il migliore fra i tanti uruguaiani sbarcati in Sardegna. E il Flacco, lo smilzo, ben presto si fece El Principe. In un'intervista racconta il suo grande amore per la maglia rosso-blu. Riva, Ranieri, Iorru e la città, Cagliari, dove vive il figlio Marco, da Buenos Aires, dove vive e parla anche dei rossoblu di oggi. Occhio a Rodriguez. Stegai, la Sardegna infettata. Il caso Roggero divide l'Italia, ecco su gioielli che ha sparato a sul duro Furone. Ribellarsi, atto d'amore, il commento di Salvatore Cubeggio, i sardi e l'amore. Oddio, anche in questo è il caso di parlarne. E perché? Cosa bisogna, cosa abbiamo di speciale rispetto a tutti gli altri? Persone e popoli che di odio e amore si nutrono, piangono e si esaltano. Almeno 3 ragioni spingono a parlarne. Non so se qualcuno l'abbia notato, tanti degli ospiti che vengono a trovarci, autorità delle istituzioni esterne o artisti dai gettoni più o meno pingui, tengono a sottolineare che ci vogliono bene, ci amano, come sentissero che ci fa piacere sentircelo dire, quasi che ne avessimo bisogno. È una riflessione del Salvatore Cubeggio, importante meta. Bene, andiamo da innantisi, è difficile allegare del Salvatore Cubeggio. Incendi, non c'è tregua, fiamme, sembra che sa Nuova Sardegna, fiamme da nord a sud, ripartono i roghi a Noragogume e a Agliento. I sindaci, il territorio è in ginocchio, i danni sono incalcolabili. Sassari, via Padre Tirano, autobus si aspetta sotto il sole. Olbia, pubblicità stradale, no del TAR a cartello selvaggio. Nuoro, guasto a Banoa, la città senza acqua, arrivano le autobus. Oristano, sanità, tagliati i premi per i medici, scoppia la polemica. Cagliari, caldo, un'altra vittima al mare, si tuffa e muore. Il sorpasso e lo schianto, 2 morti, 12 feriti. Tremodo ai danni del suburbio di Solanas. Statale 125. L'ex amministratrice infedele di Oliena, no all'affidamento ai servizi sociali, Roberta Barabino, portata in carcere. Frischi. ETS, c'è la riforma, ma la Sardegna cambia poco. Per la Sardegna cambia poco. Recensioni false sul web, cresce l'allarme tra i ristoratori. Dopo carta, altri chef, le nostre attività a rischio. Dai, questo chi sta ad ascoltarne, con l'influencer. Il canto dei poeti e amici che su Mastromanno, per su Mastromanno, cioè Bacchese Bandino, omaggio corale al grande Bacchisio Bandino. Bitti, da oggi online, scaricabile gratuitamente, una raccolta di versi curata da Giovanni Villa.
il ricordo di 40 autori a meno di un mese dalla scomparsa dell'illustre antropologo. Bitti, una raccolta nata spontaneamente nei giorni successivi alla scomparsa di Bachisio Bandino, grazie al contributo di poeti, scrittori, studiosi e amici che hanno voluto affidare alla parola il proprio saluto, un ricordo, una riflessione o una poesia. Giovanni Villa presenta così il volume che ha appena curato, già di spedida de su mastro umano, remunida de poesias de Bacchiretto Bandino, un'opera collettanea, un PDF da oggi scaricabile gratuitamente. Non è soltanto una raccolta di scritti, spiega Villa, è un omaggio corale nato dall'affetto e dalla riconoscenza verso un uomo che ha dedicato la propria vita alla lingua, alla cultura e all'identità della Sardegna. Una quarantina le firme che il sindacalista poeta di Bitti ha messo insieme, partendo da un sentimento condiviso nei confronti del suo illustre compaesano, l'antropologo scomparso il 23 giugno scorso. Classe 1939, Bacchiretto Bandino appunto, era talmente stimato e popolare che la sua morte ha subito innescato la scintilla comunitaria che ha portato a questo volume. Fortunata intuizione di Giovanni Villa. Bene, bene, bene. Complimenti a Giovanni Villa e a Mentu Caro del Bacchiretto. Unione dei Comuni del Montalbo, cioè l'Unione dei Comuni non siamo noi, non abitiamo, Serafino Donedio è il nuovo presidente, il sindaco di Osidda al posto del collega di Posada. Avvicendamento al vertice dell'Unione dei Comuni del Montalbo. L'assemblea dell'ente di via Isalle ha eletto Antonio Serafino Donedio, sindaco di Osidda, nuovo presidente. Vicepresidente è stato nominato Gianni Pilosu, sindaco di Torpè. Donedio ha ringraziato il presidente uscente Salvatore Ruglio, primo cittadino di Posada, e i sindaci del territorio per la fiducia, sottolineando il ruolo dell'Unione come modello di cooperazione tra 9 comuni, strumento di sviluppo condiviso. La Commissione UE riforma l'ETS. L'ETS è questa tassa che si paga sul codice di inquinamento, praticamente, pare che va fatta una riforma da parte dell'Europa, ma mi pare che non riguarda lo trasporto marittimo. Infatti, ma l'isola rimane tagliata fuori. Pochi benefici, mi stanno da lui, una parte, no. La Michele, il condizionatore, pochi benefici dalla revisione della tassazione sulle emissioni inquinanti delle navi. DEIDA, Fratelli d'Italia, ora governo e regione possono lavorare per modifiche vere. Nell'isola spenti 6 autovelox su 31, però questo è monastiri, nonché l'umore. Il ministro sia alla sicurezza stradale, ma inaccettabili le multe poco trasparenti. Lo stop arriva con il accordo voluto da Salvini e in vigore dal 21 luglio. La Sardegna perde 6 degli autovelox su 31, il 24% a spegnere il Ministero dei Trasporti con una riforma in vigore dal 12 luglio per mettere fine al caos delle multe che durava da 34 anni. Sul sito del MIT si trova la lista degli autovelox presenti in Italia, ma per tutti è indicato se sono già disattivati o ancora in funzione. Ciò renderebbe impossibile al momento ricostruire la mappa precisa della situazione dell'isola. Sassari, in ogni caso, risulta essere il comune con più apparecchi, 8, e tutti gestiti dalla polizia locale. Gli altri del nord sardo sono localizzati a Olbia, Porto Torres e Itiri, per arrivare a 31 in totale. Ecco i 2 rilevatori autovelox che risultano
a Celardos, altrettanto a Monserrato e Iglesias. Ai ai ai, vabbè. Numero Denantis, 1000 ettari in fumo, aziende in ginocchio. Danni ingenti, però aspetta che vediamo il Caleson sono tutti è stato dimesso i modelli. Non bisogna iscritto Sostiana ha disattivato, quindi non posso avvisare. Vabbè, Bana Bessile Crasa è scritto o elencato. 1000 ettari in fumo, aziende in ginocchio, danni ingenti da una lagume Ottana dove brucia un parco fotovoltaico. Si riaccende il rogo nella pineta sul mare di Agliento. E quella pineta è terribile. Dopo la devastazione a Noragume, ieri il rogo ha raggiunto la zona industriale di Ottana, interessando anche un parco fotovoltaico che è andato in fumo. In fumo centinaia di ettari tra Varese e Oristanese nei territori di Noragume, Ottana e Sedero. Dalle 8 di ieri mattina la protezione civile è rimasta in campo con decine di uomini e mezzi a terra e con il supporto di un Canadair e 3 elicotteri. Caldo torrido fino a domani, da martedì inizia il calo. A Orani anche ancora la temperatura più alta, 45,1. Oggi 36 gradi a Cagliari. Accordo sospeso, parlano solo i missili, siamo in politica internazionale. Khamenei accusa il bullismo degli Stati Uniti, morti 2 soldati USA in Giordania. L'Iran annuncia che nulla l'intesa di Islamabad, la firma di Trump è carta straccia. Lo scontro tra i falchi e le 3 colombe che guidano Teheran. Le divisioni interne, è chiaro che bisogna un macco di sospardaranno. I falchi di Teheran guadagnano sempre con maggiore sospetto le 3 colombe che guidano l'Iran. Guardano sempre con sospetto le 3 colombe che guidano l'Iran. Le fazioni più radicali temono che il presidente Masoud Pezeshkian, insieme al ministro degli esteri Abbas Araghchi e al numero 1 del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Mohammad Ghalibaf, stiano orchestrando un golpe bianco, mentre la nuova guida suprema sembrerebbe fuori gioco, costretta a restare nell'ombra per timore di essere ucciso, come molti ipotizzano, perché è incapace di governare dopo le ferite subite nell'attacco in cui morì il padre, gli Ayatollah Ali Khamenei. Gli irriducibili, sostiene la CNN, citano fonti di Teheran, temono che la triade che rappresenta il volto pubblico dell'Iran stia complottando per consolidare il proprio potere e abbia raggiunto l'accordo con Washington solo per avere più margini di azione e arrivare a sospendere il Parlamento, disobbedendo agli ordini di Mojtaba. Ma è Mojtaba che è Mojtaba è già morto, o è in condizione se l'hanno fatto e tentando di disperdere le manifestazioni notturne di piazza, dove la voce degli integralisti si fa sentire. La prova di questa frattura, si spiega, sarebbe l'accoglienza riservata a Pezeshkian e Araghchi al funerale di Khamenei padre. Se infatti alcuni dei partecipanti hanno intonato morte al compromesso, mentre passava il presidente, al ministro degli esteri è andato pure peggio, costretto a fuggire dopo che una folla ha preso a sassate accusandole di essere un traditore venduto. Il funerale stesso di Khamenei si è trasformato in una prova di forza per gli intransigenti che chiedono vendetta e non vogliono l'accordo con gli USA. Una prova che per ora sembrava aver vinto, visto che
la tregua del memorandum di Islamabad sembra essere definitivamente naufragata. Quindi Zombinghen, Spas Daran. Netanyahu, criminale, arrestiamolo. Questo è su Sinniku di New York. Fa discutere la proposta del sindaco musulmano di New York, Zoran Mandami. Il premier israeliano dovrebbe andare negli USA per l'assemblea ONU a settembre. Una critica negativa sul web può far fallire un ristorante. Scusate, mi ha mischiato sul giornale e quindi come commentazione lo vediamo, siamo già danni di appunto di questo chef che si sono pronunziando su adesso danno che crea tas web, cioè gli influencer e così via, insomma. Lo chef Marina Lavarotto condivide la denuncia del collega Roberto Carta. Anche nell'isola cresce il timore che arrivi il racket dei finti giudizi su internet. Oh, non guardo il web da 3 anni e sto meglio. L'importante è solo rendere felici i clienti. Vito Senes, ai miei colleghi dico di non farsi condizionare da certe dinamiche. E purtroppo però condizionata sul cliente. Alga spirulina dall'isola su Marte, sia il brevetto in Giappone e Russia. Via libera al progetto per utilizzare la microalga nelle missioni spaziali. Sassari, un sistema capace di riprodurre sulla Terra condizioni simili a quelle di Marte, per studiare la crescita delle microalghe e il loro possibile impiego nelle future missioni spaziali. Il brevetto, nato dalla collaborazione tra università, centro di ricerca e imprese della Sardegna, è stato concesso in Giappone e in Russia. Restano in attesa di valutazione le domande presentate in Europa, Stati Uniti, Cina e India per questa sperimentazione e loro non pongono a disposizione. L'invenzione era stata depositata congiuntamente nell'ottobre 2021 dalle università di Cagliari e Sassari al Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, il CRS4, dal Distretto Aerospaziale della Sardegna, il DAS e dall'azienda Tolo Green, e quindi nessi in qualche cosa siamo in avanguardia. No, che questo vabbè, no, volevo perdere. 2 militari USA morti in Giordania. Teheran annuncia lo stop dell'intesa. I russi conquistano 2 città nel Donetsk. L'Ucraina, l'annuncio da Mosca, mentre sale a 3 il bilancio dei civili uccisi. Le forze armate russe hanno preso il controllo delle città di Mirnoe e Piskunovka nella Repubblica Popolare del Donetsk. Lo riferisce il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov. Le truppe avanzano verso Savansk e Kramatorsk, hanno liberato Piskunovka e raggiunto la periferia della città di Nikolaevka, ha dichiarato. Inoltre ha annunciato che il controllo russo è stato ristabilito sulla città di Mirnoe e la liberazione della città di eccetera eccetera è quasi completata. Le forze russe hanno anche distrutto una centrale di termoelettrica a Kherson, come annunciato ieri pomeriggio dal capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kherson. Il sito è stato bombardato più di 1000 volte. Altri bombardamenti sono avvenuti su Kramatorsk, uccidendo 2 persone e ferendone una. Ne danno conto il campo dell'amministrazione militare, eccetera, eccetera. Sono conquistarne che ne conquistare. Bene, che in questo terminiamo il Tenovara de Oie e nos damos l'appuntamento torna a Cralla a sabato sera. Vogliamo da fare una diretta da Cala Finanza e non dobbiamo tornare in mobilitazione.
Mezzo fedele, buon a tutto.